minuti. Raffaele Padrone, grazie. Ben ritrovato al vice, ormai insomma, segretario nazionale dell'UGL della Polizia. La notizia è questa, che lei appunto l'ha anche data ai quotidiani, però volevamo insomma capire un qualcosa di più. 75 agenti provenienti da tutta Italia chiedono di essere trasferiti in città, ovvero Pordenone. Però come sta la situazione? Arriveranno o non arriveranno? Ma la situazione è questa, che la carenza di organico a Pordenone è sicuramente grave. Il problema è che ci dicono sempre, in ogni concorso che viene istituito, che finisce in ogni corso, già da 3 corsi in Friuli Venezia Giulia non arriva nessuno e tantomeno a Pordenone. Ci dicono che Pordenone è una città tranquilla, ci dicono che è un'isola felice, voi sapete benissimo che non è vero, ci dicono che i clandestini è cosa normale, direttore, ma mi pare che ci sia ogni giorno un problema anche con la provincia di Pordenone, l'accoglienza, quando abbiamo invece, come dicevo io, 75 persone, agenti da anni, perché non è da un mese, sono decine di anni che queste persone chiedono di venire nella loro residenza, nella loro città o nella loro provincia. Il problema è che comunque queste sono già persone vecchie, non solo di servizio, ma di età. Quindi al Ministero veramente esiste una classifica, va bene, esiste una posizione per arrivare a Pordenone, però da Pordenone sono dal 2009 che non arriva nessuno, perché non ci sono problemi nella provincia di Pordenone. Quindi tutto quello che si dice, direttore, tante volte la smentisco, no? Perché dice non succede niente a Pordenone, non servono agenti, però andiamo in Sicilia, andiamo a Imperia, andiamo a Venezia, andiamo aggregati da tutte le parti d'Italia. Adesso non arriveranno in Friuli Venezia Giulia, e non specifico a Pordenone, ma ha notizia almeno di nuove assunzioni? Sì, questa è lei ha sicuramente letto un'ANSA, c'è un'assunzione che abbiamo una battaglia, abbiamo vinto come forze sindacali, di circa 1050 agenti di polizia nell'interno del 2015 e 2016, e 1050 carabinieri, 200, allora sono 400 della Guardia di Finanza e esattamente 250 vigili del fuoco, perché nel contesto del Giubileo avevamo chiesto insomma di rifornire e rinforzare l'organico. Questa è la problematica. Anche per prevenire eventualmente episodi terroristici. Notizia di ieri. Grazie a voi, ben ritrovati. Grazie Raffaele Padrone.